Bella raga, ciao a tutti nel commentone veneziano. Ragazzi, oggi video un po' particolare, un video così, insomma, se devo spiegare un bel po' di cose, sono un po' demoralizzato perché sinceramente sì, non capisco queste cose, però vabbè, insomma, arriviamo al punto. Era 2 giorni che praticamente ricevo un copyright al secondo, nel senso, allora questo è il nostro bel canale, eccolo qua. Comendone veneziano, la 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 la. Boh, allora andiamo su note su copyright e tac, arrivano questi. Però oltre a questi ho anche beccato 2 video di MotoGP con addirittura il bollino rosso. Il bollino rosso è questa cosa qua. Aspetta un attimo. Impostation Canalus. E praticamente sono rivendicazioni di content ID è rosso. Ragazzi, prima cosa voglio capire una cosa. Cioè, posso per il momento aspettare, nel senso, perché ho già cancellato 3 video di MotoGP, però non ne vorrei cancellare altri, sinceramente, perché veramente mi dispiace, è stata una delle serie più belle, secondo me. E allora posso aspettare oppure è così pericoloso? Perché ho sentito che con 3 video col bollino rosso ti bannano da YouTube, ma non ho capito se è questo o se invece è avvertimenti sul copyright. Se sono 3 bollini o 3 bollini insieme, insomma non ho capito un cazzo di sta cosa, nel senso, cioè io rischio, cioè il canale chiude in che modo? Cioè se ho 3 bollini rossi, se ho 3 bollini rossi qua, se ho 3 video rossi, cioè non l'ho capita sinceramente. Perché io mi piacerebbe aspettare, tipo, domani sicuramente arriverà un altro video di MotoGP con problemi e qua viene fuori il bollino rosso. Posso aspettare prima di cancellarlo o devo per forza cancellarlo subito, se no rischio un qualcosa di grosso. Quindi sta roba non la so. Ragazzi, qua la situazione è questa, per esempio sui come si dice, sui canali, sì, vabbè, ciao ragazzi, scusate, su certi video, per esempio su WWE, ho i problemi della musica, ma se io vado, io posso rimuovere la musica e il video torna normale. Ma il problema qual è? Che la sincronizzazione dell'audio è a cazzo rispetto alle immagini del video. Quindi sinceramente non lo so, è chiaro che alla disperata posso fare così, ma riscrivo fioi video di audio del cavolo perché YouTube ha fatto queste cose. Io però sono sincero ragazzi, io spero veramente che insomma, ci sia un miglioramento perché se devo cominciare veramente allora questo gioco non lo posso fare, questo non lo posso fare, questo non lo posso fare, cioè mi girano un po' i coglioni. Adesso non dico che voglio mollare YouTube perché comunque mi diverto troppo con voi, fioi, cioè. Ma alla fine mi possono anche dire tranquillamente, guarda come non puoi più monetizzare un cazzo, però puoi registrare quello che vuoi. Io mi andrebbe benissimo, sinceramente, cioè nel senso. Alla fine il fatto di cancellare i video di MotoGP, che forse purtroppo devo cancellare, è perché ho sto bollino rosso su ID content, non su copyright, sul terzo. Tanti mi dicono, per esempio ho parlato con quel tale Ali, lui mi ha detto che non è rischioso l'ultimo bollino rosso, quindi adesso aspetto anche i vostri commenti e magari mi potete anche voi dare una mano. Anzi, ho bisogno di una mano da voi ragazzi perché qua siamo in una situazione un po' di merda. Però a sto punto, cioè, va bene, non posso monetizzarli. Vabbè, benissimo, non che c'è problemi, cioè. Però almeno fammeli tenere, cazzo, cioè, così almeno voi li potete vedere. Anch'io ho fatto i gameplay non per il cavolo. Perché alla fine, veramente, cioè, il discorso dei soldi, il discorso veramente, cioè, io comunque il mio lavoro, le mie cose, questo deve essere questa è una passione che magari mi dà la possibilità, visto che comunque, anche se è un lavoro, non si naviga nell'oro, anzi, purtroppo questo è un momento di crisi, insomma, lo sapete, quindi purtroppo se già hai un lavoro per dire con 500 euro al mese già devi essere contento, quindi insomma per dire, cioè, fate voi, ecco come siamo presi. Chiaramente non puoi essere troppo schizzinoso, nel senso se trovi un lavoro devi assolutamente accettarlo perché adesso cioè, non puoi dire questo no, questo no, questo no, almeno io la penso così perché per dire anche un laureato è chiaro che non può fare magari lavori proprio stra mega pesanti, però se c'è un lavoro anche magari con meno soldi, con prospettive diverse, intanto io comunque secondo me, cioè secondo il mio punto di vista è meglio accettarlo. Sempre meglio lavorare che stare a casa, questo è il mio parere, vabbè, insomma, comunque adesso non voglio fare queste cose, che non è neanche il caso, poi sono ancora un po' rincoglionito da raffreddore e tosse, quindi non sono in grado di fare più di 3 secondi, per più di 3 minuti un discorso di senso compiuto. Comunque, tornando a sto discorso qua, ecco, io non lo so ragazzi, cioè veramente io spero
insomma, trovare una soluzione anche insieme agli altri, anche a Edward, anche lui ho parlato con lui al telefono, anche lui cioè, ha dei video segnalati, anche il sub, un po' tutti, ho visto anche Gabo che ho visto il video che ha fatto, cioè siamo tutti un po' sulla stessa barca, navighiamo in un mare di merda, però è un po' così insomma è la situazione. Ecco, io spero solo di non avere il canale bannato, ecco, non so, io purtroppo non ho ben mai capito sta storia di come possono bannarti un canale, perché sinceramente io sono dell'idea che in ogni caso, cioè anche se ho 3 video negativi, prima di bannare un canale, insomma, ci deve essere un attimo una spiegazione e un avvertimento un attimino più serio di un cazzo di bollino rosso, perché cioè, non siamo su Mediaset con i bollini verdi, gialli e rossi, porca puttana. E quindi niente, cioè, non lo so, io adesso aspetterò un po' prima di registrare, adesso sicuramente come si dice, allora, WWE fermo, perché è un gioco che mi hanno segnalato tantissimi video. Poi, vabbè, MotoGP non era finita, però comunque basta. Adesso NBA ho il bug della carriera, quindi altra sfiga come indiana. Non lo so se ho cominciato per esempio la carriera, quella su NBA, quella insomma con la squadra, tipo l'associazione, che secondo me è anche più bella del giocatore. In caso posso fare i video delle partite quelle. Poi vabbè, Formula 1, FIFA, quelli non me li hanno segnalati, però è chiaro che sono un po' in tensione perché ho paura di avere veramente un copyright al secondo. Cioè, però non si può far così, nel senso, cioè, anche io capisco che magari una casa può aver paura, non so, tipo la Konami, boh, la gente guarda i video e non compra il gioco, non è vero un cazzo secondo me, perché anzi, se un gioco magari non è bellissimo, ma YouTuber, se riesce a essere simpatico, divertente, magari invoglia che comprare il gioco. Io per esempio, e sono orgogliosissimo e vi ringrazio tantissimo in tanti, avete detto ora Comandone, ho preso Fly Simulator, ho preso MotoGP perché hai fatto dei video divertenti, comunque simpatici, carini, quello che vuoi. Quindi proprio non la capisco sta cosa. Io spero sia un vaneggio colossale, cioè non lo so. Perché ripeto, la cosa che mi dà fastidio è cancellare i video, non tanto non monetizzarli. Quello vabbè, pazienza, nel senso, cioè, non ci sono problemi, assolutamente. Quindi, Fioi, scusate, aspetto commenti, aspetto anche un vostro parere, perché il vostro parere è importante, voi siete anche più esperti di me su queste cose, quindi sicuramente il vostro parere è importante, soprattutto sul fatto dei pallini rossi, se rischio col terzo, se invece posso stare più tranquillo e invece cancellare per forza video con magari avvertimenti del copyright, quindi il secondo pallino, e niente, c'è poco da dire, nel senso... comunque in ogni caso il Comendone registrerà comunque, c'è sempre e comunque, che a costo veramente di dover cancellare 800 video su 900, comunque la mia è una passione, quindi vaffanculo che YouTube sinceramente a costo di fare giochi, tipo di fare Anna Montana o video di Tori mentre tromba, che sicuramente sono anche video un po' più interessanti, o se no veramente comincerò di brutto con i vlog, non lo so, cioè... Ormai YouTube è imprevedibile, magari anche adesso forse mi bannano perché... Cioè, forse il commento veneziano mi rivendica questo video perché non posso farlo, cioè non lo so, veramente non ho parole. Sicuramente non è questo il modo per invogliare la gente a registrare, anche perché secondo me questo è un bel modo anche per stare insieme, l'ho sempre detto questo, io mi sento sempre di giocare con tutti voi, quindi possibile una volta che ci può essere qualcosa anche di utile, tra virgolette, comunque sempre nella sfera delle cose divertenti, comunque di fare una cosa bella, un canale che può essere anche un modo per allenarsi nel parlare, anche allenarsi nel vaneggiare, insomma comunque un modo per fare qualcosa di sicuramente più utile di andare a far cazzate per la strada fuori, invece no, non puoi farlo perché ti bloccano il video e te lo cancellano automaticamente perché non va bene, cioè, boh, non lo so ragazzi. Ecco, probabilmente se insomma conta cosa registriamo da un po', non so neanche da quanto, vabbè, insomma ho perso il conto, il raffreddore mi sta proprio rincoglionendo ancora di più del solito. Niente ragazzi, dai, questo è tutto. Adesso ci sarà una piccola pausa comendiana. Qualche video comunque ce l'ho già pronto, quindi vai di video comendiani. E se sapete qualcosa, mandatemi un messaggio e vediamo insomma di risolvere questa cosa tutti insieme, anche con gli altri YouTubers che ho sentito, perché insomma magari insieme possiamo anche... ci possiamo anche aiutare, che secondo me è la cosa migliore. Dobbiamo essere una squadra, ecco, tra virgolette, nel senso, c'è la community italiana deve darsi da fare per capire questa situazione, ecco.
Cioè, secondo me è la cosa più giusta. Buono, raga, comunque vi ringrazio. Siamo a 12.231 iscritti, grandi, come sempre. Raga, un saluto dal Comendone, un po' incazzatus veneziano. Ciao!